Buonasera a tutti e bentrovati in questa chiesetta così accogliente, intima della Santissima Maria dell'Assunta. Ringraziamo il parroco, padre Franco Pizzone, per l'ospitalità, voi tutti per la presenza, per questo spettacolo che a San Salvatore Telesino fa la sesta tappa dopo varie tappe in diverse città della Campania, tra cui Sorrento al Duomo il 21 febbraio scorso. Lo spettacolo cui assisteremo questa sera vuole proporre un'interpretazione in chiave umanistica della Natività, che pone al centro l'uomo Giuseppe e la donna Maria. È racconto musicale dal titolo Miriam e Joseph, la storia d'amore della Natività, nato da un'idea dell'attore e regista Angelo Maiello della Berci Teatro e allestito in collaborazione con l'Accademia Progetto Musica di Arte Sannio di Airola. La Berci Teatro fa ricerca teatrale da 20 anni, occupandosi prevalentemente di religioso e di sacro, mentre l'Accademia Progetto Musica di Arte Sannio di Airola da 16 anni investe energie e competenze sotto la guida e la direzione del maestro Carmine Ruggero nella divulgazione musicale attraverso attività didattiche di base ed extra specializzate, ma anche attività attraverso iniziative extra didattiche come rassegne musicali e progetti culturali innovativi. Nel corso degli anni l'Accademia ha integrato alla sua specifica attività di promozione della musica anche altre forme d'arte, come appunto quella teatrale. In seno all'Accademia è nata la Wind Orchestra Samnium, di cui questa sera possiamo ascoltare il talento diretta proprio dal maestro Carmine Ruggero. L'Accademia e l'orchestra insieme preservano e continuano una tradizione molto radicata sul territorio di Airola, quella musicale e ballistica, risalente addirittura al 1927. In particolare il sodalizio con la Berci Teatro, e quindi l'integrazione con la forma d'arte teatrale, è nata a maggio 2015 con il racconto musicale La Madre Santa di Casoria. Quindi con questo spettacolo a cui assisteremo a breve in realtà si rinnova il sodalizio tra la Berci Teatro e l'Accademia Progetto Musica Agli Arte Sannio di Airola. Lo spettacolo Miriam e Joseph, la storia d'amore della Natività, è liberamente tratto dai racconti di Henry De Luca, David Maria Turoldo e Arturo Aiello e vuole riproporre per la regia di Angelo Maiello l'evento che ha segnato la storia dell'umanità, ripercorrendo però le emozioni e i sentimenti più umani, più terreni dei genitori di Gesù, leggendo nelle più solenni trame della divinità anche l'umana semplicità di due anime che provano a volersi bene e che vivono una storia d'amore nella più anonima e comune quotidianità. Per questo anche il contesto scenografico in cui si muoveranno gli attori protagonisti, Eleonora Fardella nei panni di Maria e Angelo Maiello nel ruolo di Giuseppe, e i 23 musicisti della Wind Orchestra Samnium, sarà volutamente povero di oggetti ma ricca di atmosfere musicali eseguite dal vivo. Lo spettacolo vuole, dal testo intenso scritto proprio dal regista e attore Angelo Maiello, apre a numerosi spunti di riflessione, lancia diversi messaggi, primo fra tutti la condivisione e l'amore verso l'altro nella realizzazione di un percorso. Giuseppe e Maria infatti hanno scelto ciò che a Dio piace di più. C'è anche il messaggio del superamento dell'egoismo, il coraggio di Maria di oltrepassare e travolgere ogni costume e ogni legge terrena per realizzare appunto il progetto di Gesù, ma c'è anche l'amore, la forza di Joseph di rinunciare al mondo esterno e di seguire Maria nel suo progetto. Uno dei messaggi che si può trarre da questo spettacolo è anche il rispetto della corporeità femminile, l'essere madre e padre
con la tenerezza e la straordinarietà di donarsi incondizionatamente. Non dimentichiamo che quest'anno è l'anno della misericordia e nella misericordia del Dio bambino il mondo troverà pace, diceva Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, e in questo tempo straordinario del Giubileo della Misericordia Gesù che nasce è proprio il volto della misericordia. La parte musicale dello spettacolo è stata curata dai maestri dell'Accademia Progetto Musica agli Artesani di Rola sotto la guida del maestro concertatore Pasquale Lagni. Adesso, prima di augurarvi buon ascolto e buona visione, vi invito a silenziare i telefonini, a mettere la vibrazione o a spegnerli e ad applaudire, se vorrete, alla fine dello spettacolo, perché lo spettacolo va vissuto con continuità in maniera intensa. Quindi accogliamo con un applauso la Wind Orchestra SAM, il suo direttore, maestro Carmine Ruggero, e gli attori Eleonora Fardella e Angelo Maiello. Buon ascolto. Cos'altro ha detto Miriam? Cos'altro? Sforzati di ricordare. È importante. Cos'altro voleva sapere? Nessuno, madre, ti ha insegnato a prendere in braccio un bambino. Tu lo sai, dalla notte dei tempi. Tu, madre, sai cos'è un corpo. Il corpo che ha fame, il corpo che ha sete, il corpo che ha freddo, il corpo che ha caldo. Tu sai cos'è un corpo. Da te abbiamo imparato il corpo e i suoi tempi, i suoi bisogni, i suoi sogni. E quando verrà, forse Angelo a sorprenderti nel sonno. Di chi è questo figlio perfetto? Tu le dirai, tendendo le mani. Ecco, andrai in silenzio, quasi colpevole d'aver vissuto. Mi chiederanno frugandolo in viso. E se grazie avrai di sorridere, Di chi è questo segno e sospetto? tutto sarà perdonato. La paternità del tuo sorriso. E tu e Dio riderete insieme delle occasioni perdute, del grande piangere. È solamente mio. È solamente mio. Sul guanciale, la notte, Di nessun'altra carne. È solamente mio. o su pietra d'altare al mattino. Finché dura la notte, lui è solamente mio. Nell'offerta della tua fragilità, Di chi è questo figlio, cometa? sempre più greve. Di chi è questo mio clandestino? Se grazie avrai È solamente mio. d'un sorriso, È solamente mio. i ricordi pioveranno in nuvola, Il suo nome stanotte è solamente mio. distesa da un leggero vento, e Domani angeli avrà altro nome, ma adesso è solamente mio.
Cos'altro? Sforzati di ricordare, è importante. Cos'altro voleva sapere? Miriam, sforza la memoria, è avvenuto soltanto poche ore fa. E lascia stare la polvere, pulirai dopo. Che cosa dirò agli anziani? Ero sopra pensiero, Joseph, stupita da quella polvere chiara che mi aveva invaso senza lasciare traccia a terra, solo addosso, e ce l'ho ancora. Gli uomini danno così importanza alle parole. Per loro è l'unica cosa che conta. Io invece di parole te ne chiedo poche da riportare in assemblea. Mentre cadeva io guardavo in basso, la veste fino ai piedi. Sotto il mio corpo era calmo come un campo di neve. Mentre parlava io diventavo madre. Gli uomini hanno bisogno di parole per consistere. Quelle dell'angelo erano per me vento da lasciare andare. Portava parole e semi. A me ne bastava uno. Con le mani intrecciate sul ventre mi toccavo la pelle per sentire la mia vita cambiata. Era per me il giorno 1 della creazione. Vi avevo creduto. Fa quel che è giusto, Joseph. Io oggi sono tua più di prima, più della promessa. Quella notte sognai di un angelo che mi diceva il necessario da fare. Al mattino riunii la famiglia e comunicai la mia decisione. Avrei sposato Miriam nel giorno di settembre stabilito per le nozze. Sotto la tenda della cerimonia si sarebbe vista la gravidanza, ma non volli sentire ragione. E fu uno scandalo. Il villaggio era contro di me. Che sciocco, Joseph! Si è fatto avvintolare da Miriam. Chissà quale frotto che gli ha raccontato e lui se l'è bevuta. Joseph è un ingenuo. Joseph non è un uomo. Joseph è contro la legge. E perché? Non è geloso. Se la tiene così, piena di rane. A lasciare anche la bottega dove ero aiutante. E aprì una nuova riccameria con pochi attesi compra di accredito e nessun cliente voleva parlare con me. Solo una breve trattativa sul prezzo era così. Al sabato, il giorno della cerimonia, si davano separati settori distinti degli uomini e delle donne. Eravamo isolati. La svergognata gliel'ha data a bere, ma con noi non la spunta. E guardate che aria da Santarella. Voglio proprio vedere a chi somiglia il bastardo che porta nella pancia. E che frotto l'ha detto? Quella del Salvatore, figlio dell'angelo. Sai che risate se nasce femmina.
Non temere, Miriam. Sarò suo padre. Ma lui è tu. E se fosse una femmina? Il grembo si è mosso in 2 colpi. Mi ha dato 2 calci decisi, si vede che me li sono meritati. È un maschio e mi rimprovera. Occupa tutto il mio spazio, non solo quello del grembo. Sta in tutte le fibre del mio corpo. Odora il mondo attraverso il mio naso, sta nei pensieri e nel respiro. Quando uscirà mi svuoterà, mi lascerà vuota come un guscio di luce. Vorrei non nascesse mai. C'è stata un'aspra discussione in famiglia sul giorno delle nozze. Da noi è consuetudine che una vergine sposi di mercoledì. Così, se il giorno dopo lo sposo ha qualcosa da ridire sulla verginità della sposa, va dritto in tribunale. Nel nostro caso non ci spettava quel giorno, ma ho gridato, combattuto, pagato il doppio, ma ho ottenuto quello che volevo. Ma non era lo stesso un giorno o l'altro? No, Miriam, noi siamo nel giusto. Tu sei vergine e io sposo una vergine di mercoledì e dimostro che nel tribunale del giorno dopo non so che farmene. Da una parte noi, dall'altra tutti loro. Noi siamo nel giusto, ma è possibile che tutti loro siano nell'errore? Vorrei chiamarlo Yesh. Mi piacciono i nomi brevi. Due sillabe vanno bene, sì. Yeshu, figlio di Joseph e Miriam. Suona intonato. Yesh, figlio di Miriam ed è il più ignoto dei padri. Non dire così. È Yeshu dal verbo salvare, perché l'hai salvato. È Yeshu il salvato. Fino alle prime luci, lui è solamente mio, solamente mio. Non potrei avere niente di più bello di questo bimbo mio. Fuori ci sono i padri, gli eserciti, le leggi. Fuori c'è odore di vino. Dentro ci siamo solo noi, un calore di bestia che ci avvolge e ci protegge fino all'alba. Dopo arriveranno e tu non sarai più mio, ma finché dura la notte è così. Pensa, domattina ci svegliamo e non troviamo più niente, più nessuno, né città né uomini. Siamo i soli al mondo. Che bello sarebbe non avere altro obbligo all'infuori di vivere. Finché dura la notte è così. Abituati al deserto che è di nessuno e dove si sta tra terra e cielo senza ombra di muro. Abituati al bivacco. Impara la distanza che protegge dagli uomini. Non è esilio il deserto, è il tuo luogo di nascita. Non vieni da sudore d'abbracci, da nessuna goccia d'uomo. Non si fideranno di te, di come sei fatto. Possa tu avere nostalgia di quando questa notte sarai davanti alla loro assemblea. Abituati al deserto che mi ha reso madre tua. Vieni da lì, dal vuoto dei cieli, figlio d'una cometa che mi ha reso madre tua. Non è il censimento a spostarci, ma una via tracciata lassù, in alto. Stanotte lo capisco, domani l'avrò dimenticato. Non dormo da mesi. Passo le notti a guardare le carovane di stelle.
Stanotte l'insonnia continua, ma è la migliore perché posso abbracciarti. Hai fatto bene a nascere di notte, lontano dal giorno e dagli uomini. Domani non sarà come ora, ma adesso è tempo di abituarti al deserto che è tuo padre. Com'è che non hai pianto? Com'è che non piangi? Non puoi? Sei forse muto? O meglio sarebbe, saresti in salvo. Si dà troppa importanza alle parole. Succede che spesso costringono alle prigioni, all'esilio o peggio. Portano peso eppure sono solo fiato. Come il nostro, guarda, soffio e va su. Le parole invece una volta fuori mettono via il peso. No, che non sei muto, ero io davanti all'angelo, tu sarai un vaso di frasi, sì, sarai diverso, ma senza esagerare, come diverso un fiocco di neve da un altro. Sì, perché basta poco a rimanere esclusi da noi. Tu sei diverso già da ora e neanche è trascorsa un'ora tua. Mi fai paura che non piangi. No, ma che dico, tu non sei diverso. Tu sei uno dei tanti marmocchi che vengono fuori al mondo, uno dei tanti che neanche si contano. Sei un povero ebreo senza importanza, che non deve dimostrare niente a nessuno, non deve fare altro che vivere. Signore, ascolta la mia preghiera. Quando nasce un bambino, la famiglia si augura che diventi qualcuno, che si distingua dagli altri. Fa che non sia così. Io lo chiamo Yeshu, come vuoi tu, ma non reclamarlo per qualche tua missione. Fa che sia un bimbo qualunque, anche un po' stupido, che si metta a bottega da suo padre, impari il mestiere e lo prosegua. Noi penseremo a trovargli una moglie e metterà su una squadra di figli. Fa che vada d'accordo con i romani e che non si occupi di politica. Io non ho più visto il messaggero. Significa che lascerai fare a noi. Va bene. Fa che non sia bello, che non susciti invidia. Io che stupida sono stata a vantarmi della sua perfezione. Sia nessuno questo tuo Yeshu, sia per te un progetto accantonato, un pensiero uscito di memoria. Io lo chiamerò ad agire, lo prometto, ma non nel mezzo di una guerra. Yeshu, bambino mio, ti presento il mondo. Entra, Yosef. Questo adesso è tuo figlio.
E allora grazie alla Wind Orchestra Samnium, direttore d'orchestra il maestro Carmine Ruggero, ma soprattutto ai protagonisti dello spettacolo, della recitazione, Eleonora Fardella e Angelo Maiello, che insieme all'orchestra ci hanno regalato un'emozione grandissima questa sera. Io prima di dare ancora spazio all'orchestra che vuole omaggiarvi con altri 3 brani, ovviamente con atmosfere completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo sentito e vissuto fino ad ora, vorrei chiamare qui con me il parroco Don Franco per un breve saluto. Intanto grazie ancora per l'ospitalità. Grazie a voi. Le parole a volte sono solo fiato, abbiamo sentito. Eppure con la parola Dio ha creato il mondo. La parola di Gesù continua a fare la storia e la parola ha la sua importanza, la sua bellezza, la sua magia, la sua intensità. E stasera sono state le parole ad entrare nel nostro cuore che si sono rivelate più che altro come musica. La magia della parola che riesce a costruire delle sensazioni meravigliose nel cuore. È quello che abbiamo vissuto grazie anche alla bellissima interpretazione di Eleonora e Angelo, che ringraziamo particolarmente. Ecco, stasera sentiamo questo bisogno, indubbiamente, alla fine di questo cammino che stiamo facendo nella nostra comunità, un salto di qualità. Ecco, Maria e Giuseppe chiamati a vivere da persone, come dire, quasi divine dentro una realtà troppo umana. Persone che hanno vissuto secondo lo Spirito dentro una realtà troppo legata alla legge, quindi immaginiamo anche la loro sofferenza, manifestata molto bene nelle ultime parole di Maria. Ecco, pensiamo anche noi, cerchiamo di fare un salto di qualità, cerchiamo di fare un cammino, di costruire la nostra comunità, di farla diventare comunità di tante piccole comunità che camminano insieme, che si guardano negli occhi, che sanno decidere, che sanno pensare, che sanno guardare al futuro e finalmente uscire dalla esperienza di massa, diventare popolo di Dio. E questo è il nostro sogno chiaramente che ha un cammino lungo, ma che noi vogliamo fare insieme. E grazie all'orchestra e grazie agli attori che ci hanno reso bellissima questa serata. Grazie Don Franco per le belle parole. Le auguriamo per un augurio di crescita personale e collettiva. Grazie ancora. E adesso l'orchestra, la Wind Orchestra Samnium, diretta dal maestro Carmine Ruggero, vi saluta e vi omaggia con il Magnificat di Frisina e l'Alleluia di Elda, brani adattati all'organico dal maestro Pasquale Lani. Buon ascolto.
Allora, grazie per essere stati qui con noi fino a quest'ora. Un ringraziamento ancora va all'orchestra, la Wind Orchestra Sound, diretta dal maestro Carmine Ruggero, che chiamerei qui per un saluto finale, anche così solo di gesto. Vale come ringraziamento per la vostra accoglienza e l'ospitalità di questa bella comunità. Allora noi vi auguriamo una buona serata, vi ringraziamo per essere stati qui con noi e un ringraziamento particolare ancora va a Don Franco. Grazie a tutti, buona serata.